in compagnia delle rare terre emerse segnano il panorama lagunare. Sono le bricole, i lunghi pali di rovere o larice, a volte acacia o castagno, che segnalano i canali navigabili. Alcune di loro sono speciali perché recano sulla sommità dei piccoli tesori di credenza e fede popolare, i capitelli, così come a Venezia sono chiamate le edicole votive. Su una di loro in particolare esiste una bellissima storia che racconta di una Madonnina famosa, quella dipinta nel 1897 dal pittore dalmata Roberto Ferruzzi, che con quel quadro vinse la Biennale di Venezia. Una giovane donna con un mantello blu che tiene in grembo il bambino che dorme. L'opera fu realizzata a Luvignano, sui Colli Euganei. A fare da modella Angelina Chan, una undicenne che teneva in braccio il fratellino Giovanni di pochi mesi. Disperso nel corso della Seconda Guerra Mondiale, del dipinto esistevano già però diverse riproduzioni che lo avevano reso celebre nel mondo. Trasferitasi a Venezia sposò Antonio Bovo e lo seguì nel 1906 in America, stabilendosi in California. Ebbe 10 figli, ma un destino infelice. Dopo la morte del marito finì internata in manicomio, dove morì senza che nessuno potesse sospettare che era stata la musa ispiratrice di uno dei dipinti più famosi al mondo, che si può ancora oggi ammirare, tra gli altri luoghi, nel cuore della laguna.